La pesante sconfitta subita sul parquet di Corno di Rosazzo nel contesto di una prima giornata dove nel suo complesso i valori di forza sono stati rispettati, senza regalare alcuna sorpresa d'inizio stagione, è ormai stata metabolizzata, fatto tesoro degli errori commessi, consapevoli di dove si può e si deve migliorare. Tutto il gruppo gialloblu è ritornato al lavoro in vista dell'altrettanto complicato esordio casalingo contro lo Jadran Trieste, che alla pari della Caligaris risulta una delle formazioni di maggior lignaggio del campionato, costruita guardando a traguardi ambiziosi. Le prime giornate del campionato, sia quella a Corno di Rosazzo sia in casa con Trieste, non ci facilita. Queste sono due squadre rinforzate rispetto all'anno scorso, con giocatori veterani che hanno grande esperienza in questa categoria. Noi siamo giovani, abbiamo ovviamente da migliorare e crescere partita dopo partita, ma certamente la differenza a questo punto della stagione è notevole. Ecco, che cos'è che non ha funzionato in modo specifico sabato? Ma come dicevo, noi dobbiamo crescere, quindi crescere significa lavorare meglio insieme, significa avere più dettaglio insieme, sono tutte cose che squadre di quella caratura come Corno di Rosazzo e anche Jadran sono capaci di farti pagare ogni errore, quindi dobbiamo essere più bravi a mantenere una certa qualità per i 40 minuti. Questo è tutto quanto quello che dobbiamo riuscire a completare, allenamento dopo allenamento e partita dopo partita. Ecco, domenica arriva lo Jadran in casa, che cosa c'è da aspettarsi? Lo ha già anticipato in un certo qual modo, quindi sarà un'altra gara alquanto difficile. Decisamente difficile, ma non significa impossibile, noi andiamo per fare il nostro meglio, poi alla fine guarderemo sul punteggio e vediamo se è bastato il nostro meglio, io spero di sì e spero anche tutti quanti quelli che vorrebbero che Caorle andasse bene venissero a vedere la partita alle 6 di domenica. Ai box è rimasto il solo Max Rizzo, sabato scorso uscito anzitempo per un problema muscolare che l'ecografia alla quale il giocatore si è sottoposto ha evidenziato trattarsi di un lieve stiramento. Ma ha avuto un problema muscolare durante la partita, non ha poi giocato nel terzo e quarto quarto, adesso vediamo se riesce a recuperare, altrimenti dovremo farne senza.